Allora, entriamo subito nel tema. L'anello equinoziale è quello che vi presento, è una sua evoluzione, cioè qualche cosa che lo porta ad aumentare le sue capacità. È uno strumento molto antico sul quale non spendiamo molto tempo, tutti lo conoscono, uno strumento molto usato. Vi propongo di partire per capire quali sono le modifiche che ho fatto da questa riproduzione di un originale che si trova al Polo di Pezzoli a Milano. Questa riproduzione è da me realizzata secondo un processo costruttivo che rapidamente vi voglio illustrare. Quindi il modello viene disegnato in modellazione solida al computer in un ambiente tridimensionale del quale vengono a far parte anche il Sole e la Luna. Quindi anche il problema gnomonico è risolto per via grafica, facendo girare direttamente gli astri. Il primo passaggio è la modellazione, come vi dicevo, poi si fa la stampa tridimensionale del modello, che viene fatta professionalmente in alta definizione direttamente in cera. Il terzo passaggio prevede la fusione in cera persa e quindi lo strumento in cera viene sostituito dal metallo, in questo caso è bronzo. Vediamo adesso, lo strumento ha due posizioni, quella aperta e quella chiusa. Prima, quando lo strumento è chiuso, avete visto, serve al massimo per portare le chiavi. Nella posizione aperta gli anelli sono ortogonali e possiamo vedere i due anelli. Gli diamo subito un nome per poter... l'anello orario, questo, l'anello equatoriale o orario, e l'anello meridiano, quest'altro. Sono incernieranti e lavorano perpendicolarmente tra di loro. In mezzo c'è l'asse polare, quello che chiameremo asse polare. Su questo asse scorre lo gnomone. Lo strumento serve a leggere invariabilmente l'ora solare locale, l'ora vera locale, in qualsiasi luogo del pianeta. Le regolazioni da fare sono semplici, basta sapere la latitudine, si posiziona la sospensione sul grado di latitudine in cui ci troviamo, facendo scorrere la sospensione sull'anello meridiano, e poi si posiziona il foro gnomonico all'altezza giusta in base alla data del calendario, facendolo scorrere sulla guida. Una volta fatte queste regolazioni si tiene appeso, come vedete nell'immagine, si fa ruotare lentamente verso il Sole e solo quando compare quel puntino di luce che vedete sull'interno dell'anello, in corrispondenza di quello si legge, sul piatto dell'anello si legge l'ora. Quali sono i tre principali limiti di questo strumento? Il primo è irrisolvibile, cioè per il suo principio di funzionamento questo strumento non può funzionare ai poli e quindi alle latitudini estreme fa fatica, sia verso nord che verso sud. Gli altri due grandi limiti di questo strumento sono invece riparabili e con il prototipo li risolviamo. Il primo è che, a dispetto del suo nome, l'anello equinoziale non funziona durante gli equinozi. Il foro gnomonico va posizionato sul piano dell'anello orario, il foro gnomonico va posizionato sul piano dell'anello orario e quindi rimane in ombra durante gli equinozi per una durata proporzionale allo spessore dell'anello. Lo stesso effetto succede a mezzogiorno tutti i giorni, perché il foro gnomonico si trova sempre, a qualsiasi altezza, si trova sempre ad appartenere al piano dell'anello meridiano e quindi è sempre in ombra a mezzogiorno. Una cosa che vi chiedo di immaginare per un attimo, prima di passare a presentarvi il modello tridimensionale del prototipo, è che cosa succede se io immagino che l'anello delle ore possa ruotare su se stesso. Cosa succede? Mantenendo invariate tutte le altre caratteristiche di inclinazione e di orientamento, diventa possibile anticipare o posticipare la lettura a piacere. Quindi se conosco la costante locale, l'equazione del tempo, della località e del giorno per cui sto lavorando, posso correggere questi valori con una rotazione oraria o antioraria che valga la somma algebrica di questi due valori, passando dall'ora vera locale all'ora media del fuso, all'ora civile, quella dei telefonini, una volta si sarebbe detto quella degli orologi. Allo stesso modo, se io ruoto l'anello di altri 15 gradi
da una parte o dall'altra, posso passare dall'ora legale all'ora solare e viceversa. Con la stessa facilità, se voglio sapere l'indicazione dell'ora civile per una località diversa da quella del fuso in cui mi trovo, posso spostare tante volte 15 gradi l'anello orario per tener conto della differenza in fusi, del numero di fusi che ci separano dalla località che mi interessa. Questa facilità nello spostare la lettura si applica facilmente al funzionamento lunare. Ecco, questo è il modello tridimensionale dell'anello equinoziale 2.0. Vedete che la proiezione è stata invertita, cioè il foro gnomonico non scorre più sull'asse polare, ma è diventato un traforo gnomonico che è praticato sull'anello delle ore, composto da numeri romani. Qui non si vede, ma anche i numeri romani sono traforati, passa la luce. Poi ci sono delle linee e delle tacche di riferimento che vengono proiettate sull'asse polare che è diventato il quadrante. Sull'asse polare è inciso il calendario solare. Il traforo sull'esterno, cioè sull'anello delle ore, risolve quel problema di rimanere oscurato durante gli equinozi, quindi questo strumento è illuminato tutto l'anno anche durante gli equinozi. L'anello meridiano, vi faccio notare, non è completo. Sono stati realizzati soltanto il quadrante a nord e a sud, soltanto i due quadranti che servono alla regolazione della latitudine. Vedete che in questa guida dentellata è facile posizionare la sospensione a seconda del grado di latitudine a cui ci troviamo. Mancano i due quadranti a nord e a sud che sono i responsabili dell'ombreggiamento dello strumento a mezzogiorno. Quindi si risolve così anche quell'inconveniente. L'anello delle ore è incernierato all'anello del meridiano attraverso due perni che hanno sezione ovale. Questo significa che quando l'anello è chiuso è libero di ruotare su se stesso. Quando l'anello delle ore è chiuso, praticamente può ruotare dentro all'anello meridiano. Posso fare le mie regolazioni e poi quando lo capovolgo per metterlo nella funzione di funzionamento, la regolazione si blocca e l'anello è impedito nella rotazione. Vediamo adesso come uno strumento del genere si utilizza. Facciamo due rapidi esempi. Immaginiamo di usarlo prima di giorno e poi di notte. Ci mettiamo a Gorizia, di cui sappiamo una costante locale, e ci mettiamo non oggi, perché oggi la luna non è abbastanza luminosa, ma fra 10 giorni, il 14 ottobre, quando la luna avrà 12 giorni. Allora, per primo proviamo a usarlo con il Sole. Siccome la scala principale di questo strumento è la scala dell'età della luna, sappiamo che lo strumento solare sensibile all'angolo orario funziona alla stessa maniera quando c'è la luna piena. Quindi se voglio usarlo di giorno con il Sole, lo regolo sulla luna piena. E quindi metto per prima cosa la tacca della luna piena in corrispondenza della tacca dell'ora estiva, perché il 14 ottobre c'è l'ora legale. Altrimenti avrei messo full moon sotto l'ora invernale. Fatto questo, mantenendo con le dita ferma questa regolazione, giro lo strumento, lo capovolgo, e a questa regolazione aggiungo un'altra regolazione che faccio facilmente su questa scala graduata in minuti, divisa per ogni 8 minuti, sulla quale è facile tener conto della somma algebrica della costante locale e dell'equazione del tempo. In questo modo, all'ora legale, aggiungo, come dire, la correzione per arrivare all'ora civile. Una volta fatta questa regolazione, l'anello, e qui vediamo il prototipo in bronzo, l'anello è pronto per essere sospeso al grado di latitudine a cui sto lavorando, e anche questo, facendolo ruotare lentamente verso il Sole, a un certo punto si vede sull'asse polare comparire il numero che indica direttamente l'ora. Il numero è quello giusto quando la linea orizzontale che indica il calendario combacia con la data. Cosa succede di notte? Immaginiamo di essere nello stesso giorno, abbiamo già fatto la regolazione per usarlo durante il giorno, ma adesso vogliamo usarlo dopo il tramonto. Abbiamo due possibilità: o rifaccio tutto da capo, però invece di partire con la luna piena sotto l'ora estiva parto col 12° giorno della luna e poi capovolgo lo strumento e faccio le altre operazioni, oppure siccome ho già regolato lo strumento per lavorare durante il giorno,
sostituisco direttamente il 12° giorno, lo metto sotto alla luna piena, ruotando rispetto ai riferimenti d'anello, ed è direttamente pronto per funzionare con la luna. La seconda operazione che serve per leggere l'ora è quella di sospenderlo alla latitudine, ma con la luna abbiamo dei problemi perché sull'anello non c'è un calendario delle altezze lunari, quindi nel momento in cui vado ad appenderlo la latitudine la posso scegliere a piacere, perché non avrò un'indicazione relativa al calendario. La latitudine, o meglio l'inclinazione dello strumento, è meglio scegliere in modo che la proiezione sia centrata sul quadrante. Per orientarlo verso nord ho due possibilità: o leggo una bussola e lo metto parallelo all'asse, al lato della bussola, oppure uso questi magneti che sono all'estremità dell'asse, e questa sospensione, qui ve la presento in maniera molto primitiva e rudimentale, una sospensione rotante, puntiforme, che permette all'anello, allo strumento, di rendersi autonomo dal punto di vista dell'orientamento. Non so se ho saltato, devo aver saltato delle cose, mi sembra di essere andato velocissimo. Comunque, questo è diciamo il prototipo che vi presento, ma ci tengo a dire, prima di concludere questa presentazione, che questo strumento rappresenta solo la tappa intermedia di un percorso progettuale che vede, diciamo, la sua conclusione, la sua naturale evoluzione e credo anche conclusione nella realizzazione di un modello 3.0 che spero e mi propongo di presentarvi quanto prima alla prossima occasione. E il modello 3.0, che è già in fase avanzata di preparazione, sarà uno strumento che, invece di essere come questo che vi ho presentato, uno strumento fondamentalmente solare trasformato e adattato al funzionamento lunare, quello che è in preparazione è un anello equinoziale direttamente lunare. La forma di questo strumento sarà un ibrido fra i due modelli che abbiamo visto per prendere le caratteristiche migliori di ognuno, e il suo funzionamento sarà possibile grazie, scusate la qualità è pessima, a un meccanismo, un meccanismo del genere che è praticamente un impulsore alternativo che è mosso da una specie di volvella lunare basata sul ciclo draconico. Quindi qui vedete c'è una ruota, diciamo, non è la mostra questa è l'ingranaggio col rapporto fra i diametri corretto, una ruota che va a essere l'input, no? La regolazione della data in corso. Una volta regolata la data in corso qua, questo cursore si alza, si porta nella posizione dell'altezza della Luna sul piano dell'eclittica. E quindi questa informazione sarà direttamente utilizzabile a livello anche tascabile, cioè stiamo parlando di strumenti che stanno in tasca, sarà direttamente utilizzabile in un anello equinoziale simile, molto simile all'originale, che avrà un cursore sul quale si muove il foro mnemonico in base a un calendario dell'altezza della Luna. Per concludere, una curiosità: il ciclo draconico di cui parliamo dura poco più di 18 anni e mezzo. Ciò significa che prima che si ripeta un evento, cioè il punto di altezza massima della Luna, devono passare 18 anni e mezzo, e fatalmente questo ciclo si compie nei prossimi mesi. All'inizio del 25 ci sarà proprio il punto di massimo assoluto per l'altezza della Luna. E quindi, per concludere con una battuta, ritengo benaugurante che in quell'occasione possa vedere la luce un nuovo strumento espressamente dedicato alla Luna, che spero avrà fortuna. Siamo a Gorizia, poi in un posto dove l'anno prossimo queste cose saranno veramente interessanti all'interno del contesto culturale che si creerà. Grazie.